Tanto abbiamo i risultati che dovrebbero essere ufficiali dei 200 dorso maschili. Filippo Biasin alla vittoria, Alberto Navarri all'argento e Enea Valotto alla terza posizione. Per la quarta serie i blocchi di partenza: in 1 Francesca Pagotto, in 2 Elena Milani, 3 Daphne Lotito, 4 Anna Tosini, 5 Elisa Agnani, 6 Alice Perolari, 7 Martina Collodel, 8 Ilaria Trevisiol. E allora dovremo esserci per la premiazione dei 50 farfalla maschili, categoria assoluti. Alla medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Esercito e per l'Imola Nuoto ha nuotato 24,55 Fabio Scozzoli. Second and silver medalist, 24.50, representing Tuck Swimming, Giulio Zorzi. E al primo posto e medaglia d'oro, first and gold medalist, 23.74, representing Seagull Swimming, Chad Leclos. 2:39.18 il tempo di Alice Groppo, che si aggiudica la quinta serie.